questo momento a Padova il credito per le piccole imprese artigiane sta creando qualche problema. In che senso? Nel senso che siccome è piuttosto difficile accedervi, le pratiche sono sempre complicate, i parametri sono piuttosto impegnativi e le nostre imprese a un certo punto preferiscono tentare di autofinanziarsi oppure ridimensionarsi e adattarsi a quelle che sono le loro capacità, rinunciando così magari a innovazione tecnologica oppure a nuove attrezzature. E questo fatto ci preoccupa un po', deve anche preoccupare un po' tutti e dobbiamo capire che siamo in un momento economico, anche non solo italiano ma mondiale, di grande difficoltà, che gli istituti devono partecipare con un po' più di solerzia a queste richieste dei nostri piccoli artigiani, e che a volte però non sono neanche così piccoli, perché l'innovazione tecnologica è la cosa più importante in questo momento che ci può servire a combattere quelli che sono proprio i dazi e le difficoltà del momento, i costi dell'energia e tutto di quello che sappiamo e che sta succedendo in questo momento.